da Sicilia 24, questi i nostri titoli di oggi. La Sicilia verso giornate di caldo record, le temperature sono in salita e si manterranno roventi sino a venerdì. Timori per possibili blackout elettrici, l'Enel ha predisposto un piano di emergenza. All'indomani della commemorazione del 33esimo anniversario della strage di Via D'Amelio sale lo scontro fra destra e sinistra e fra governo e magistrati. Caduto nel vuoto l'appello di Salvatore Borsellino, che non voleva politici e istituzioni durante le celebrazioni. C'è anche Gaetano Cateno Mirabella Costa, originario di Fiumefreddo, nel centro di detenzione per migranti illegali Alligator ad Alcatraz in Florida, descritto come un campo di concentramento. Sul caso attivata l'attenzione del Ministero degli Esteri. Il disabile investito a Catania cambia la ricostruzione dei fatti che porta ad escludere le omissioni di soccorso da parte di 3 giovani che hanno travolto il ragazzo sulle strisce. Indagini in corso per chiarire la vicenda che ha scatenato lo sdegno sui social. Tutto esaurito e fan in delirio alla Villa Bellini di Catania per il concerto di Lazza. La febbre alta non ha impedito all'artista di regalare al suo pubblico un live ricco di emozioni. Calcio, il Palermo prosegue la preparazione in Valle d'Aosta dopo la prima goleada in amichevole. Oggi rosanero attesi da una partita con una squadra svizzera. In settimana anche Palumbo raggiungerà i compagni di squadra in ritiro. Calciomercato, il Catania accelera per l'attaccante Tumminello e per 2 centrocampisti della Ternana. Il Trapani ha ceduto Marino al Picerno. Job è un nuovo terzino del Siracusa. Ben trovati. Una intensa ondata di calore sta interessando la Sicilia sud-orientale, le temperature sono già in salita, si manterranno molto alte fino a venerdì. Caltanissetta ed Enna le città più colpite, ma anche Catania e Siracusa per il sovraccarico della rete elettrica, possibili i blackout. Ma sentiamo Adelaide Barbagallo. Luglio ci lascerà con una zampata di caldo africano, la colonnina di mercurio sta già salendo e non sarà facile sfuggire alle temperature roventi che ci accompagneranno almeno sino a venerdì. La più colpita è la fascia sud-orientale della Sicilia, ma non sarà come la drammatica estate di 2 anni fa, quando il mese di luglio è stato segnato quasi per intero dal bollino rosso. La differenza fondamentale dovrebbe risultare nel ruolo che le brezze avranno nel limitare l'aumento delle temperature, soprattutto sulla costa ionica e sulla costa tirrenica. Nelle aree interne, soprattutto nella piana di Catania, sono previste temperature anche fino a 44-45 gradi. Ad Enna e Caltanissetta si sfioreranno i 44-45 gradi, a Catania e Siracusa si viaggerà intorno ai 40-41. Floridia, con molta probabilità, non vedrà battuto il record dai 48,8 gradi registrati nell'agosto del 2021, ma farà ugualmente caldo. Si boccheggerà anche la notte con temperature che si manterranno intorno ai 29-30 gradi. Se le aziende sanitarie comuni interessate dall'ondata di calore stanno predisponendo presidi medici e rifugi climatici per le persone più fragili, l'Enel ha predisposto un piano d'emergenza. Si temono distacchi di energia elettrica per i tanti condizionatori accesi e per le alte temperature. Tecnici, operai, squadre di pronto intervento, gruppi elettrogeni e power station sono pronti a intervenire. 2 anni fa interi quartieri di Catania sono rimasti a lungo senza energia elettrica e anche senza acqua. Dal 2023 però sono state create altre linee per evitare il peggio. Il consiglio di buon senso per tutti è quello di utilizzare con intelligenza i climatizzatori, non settarli a temperature troppo basse e non accenderli in tutta la casa. Il rischio è anche quello di ricevere bollette salate. E per quanto riguarda la crisi idrica si prevede però un'estate meno a secco rispetto agli anni scorsi. L'assessore regionale all'agricoltura annuncia una nuova manovra da 10 milioni, ma sentiamo il servizio di Lorena Dolci. Per ora l'incubo rubinetti a secco e autobotti sembra scongiurato. L'estate è iniziata con meno disagi rispetto all'anno scorso, quando in quasi tutte le province siciliane l'acqua era razionata. Soffrivano i cittadini costretti a turni impossibili e anche le campagne inaridite. Nell'agricoltura la Sicilia resta divisa in 2. Situazione migliorata sul versante orientale, dove Lanci, Palentini, Logliastro, Santa Rosalia sono pieni, tranne l'invaso di Pozzillo, dove l'Enel sta realizzando degli interventi. Per l'assessore regionale all'agricoltura non è solo merito delle piogge dei mesi scorsi. Ci sono state delle precipitazioni anormali
che abbiamo accumulato grazie agli interventi che il governo regionale ha fatto mettendo a disposizione risorse finanziarie. Nella prossima manovra proporremo un altro finanziamento di 10 milioni di euro per laghetti aziendali. Qualche problema permane invece sulla Sicilia occidentale, a Palermo, Trapani e in parte Agrigento, dove l'acqua delle dighe deve essere condivisa tra l'uso potabile e quello per l'irrigazione. In prospettiva qui entreranno in funzione i dissalatori. Limitando l'impiego dell'acqua dissalata, perché naturalmente i costi sono superiori rispetto alle acque convenzionali e comunque escludendo l'impiego comunque per l'agricoltura. Emergenza idrica addio? Non ci resta che attendere. Voltiamo pagina, non si ferma la polemica il giorno dopo la commemorazione del 33esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Maglio Viola. Alla fine l'appello di Salvatore Borsellino, che non voleva né politici né istituzioni in Via D'Amelio, è caduto quasi nel vuoto. C'era il segretario del PD Ellis Klein al momento del silenzio, c'era Arianna Meloni insieme a 2 ministri, 2 sottosegretari, 2 presidenti di commissione in serata alla fine della fiaccolata a deporre una corona di fiori. Paolo Borsellino è patrimonio di tutti e impedire il ricordo non è cosa fattibile, ma la polemica continua a regnare sovrana. All'indomani della commemorazione del 33esimo anniversario di quella strage, lo scontro fra destra e sinistra, fra governo e magistrati sale di tono. Martedì infatti arriva in seconda lettura la riforma della giustizia, quella che separa le carriere fra magistrati inquirenti e giudicanti, insomma fra PM e giudici. Da Fratelli d'Italia arriva il nuovo riferimento affidato stavolta a Galeazzo Bignami, una riforma da fare in nome di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, in memoria di chi ha perso la vita, ma anche perché, come Borsellino, è stato tradito dai suoi stessi colleghi. Una riforma che cancella la spartizione del CSM in partiti, rincara la dose Maurizio Gasparri da Forza Italia, che parla ancora di una legge che sarà approvata nonostante i tentativi di sabotaggio dell'Associazione Nazionale Magistrati. Per la sinistra estrema di Fratoianni ormai la destra si ricorda della mafia 2 volte l'anno, il 23 maggio e il 19 luglio, mentre per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte non bisogna mollare nella strada della ricerca della verità sulla strage Borsellino. Quella verità che i magistrati di Caltanissetta stanno cercando, accusando adesso pezzi del pool antimafia di allora. Un ultimo passaggio, questo, al quale non crede proprio Salvatore Borsellino. Ci sono 2 italiani ad Alligator ad Alcatraz in Florida, uno il catanese Gaetano Cateno Mirabella Costa, originario di Fiumefreddo. Sul caso si sta appunto interessando il Ministero degli Esteri, ma sentiamo Francesco Triolo. Ci sono anche 2 italiani ad Alligator Alcatraz, il nuovo centro di detenzione per migranti illegali che sorge sulle paludi della Florida, descritto come un campo di concentramento. Uno di questi è Gaetano Cateno Mirabella Costa, di 45 anni, originario di Fiumefreddo nel Catanese, che però vive in Florida da alcuni anni. Il 3 gennaio scorso, come emerge dal sito dello sceriffo della contea di Marion, è stato arrestato per possesso di droga e liberato qualche giorno dopo. Il 17 marzo è stato nuovamente arrestato e poi rilasciato il 22 marzo. Non è chiaro però quando sia stato portato nel centro della Florida. Il carcere di Alcatraz Alligator, dove si trovano i 2 italiani, più volte è stato al centro di accuse di condizioni disumane ed è stato fortemente voluto da Trump per mostrare il suo pugno duro contro i migranti. Il presidente lo ha visitato e, pur ammettendo che è un centro controverso, ha sottolineato che non gliene frega nulla. Potrebbe essere più duro della vera Alcatraz, ha aggiunto. Sul caso c'è l'interesse del Ministero degli Esteri, il Consolato Generale d'Italia a Miami e l'ambasciata italiana a Washington ha fatto sapere alla Farnesina stanno seguendo la vicenda con la massima attenzione, mantenendosi in costante contatto con i familiari dei connazionali e continuando ad interessare le autorità dell'Immigration and Customs Enforcement per reperire informazioni aggiornate sullo stato di salute dei connazionali e sulle tempistiche previste per il loro rimpatrio. Andiamo a Catania, dove cambia la ricostruzione sull'investimento di Salvo, il giovane con difficoltà intellettive travolto sulle strisce pedonali. Secondo gli inquirenti, i 3 ragazzi alla guida si sarebbero fermati, avrebbero aiutato il ragazzo, smentendo la prima versione, quella che per inciso aveva scatenato lo sdegno collettivo. Eva Spampinato.
Nessuna denuncia per omissione di soccorso, ma per lesioni personali e una ricostruzione dei fatti diversa da quella riportata dagli assistenti sociali dell'associazione Controvento. La triste vicenda del giovane con difficoltà intellettive investito da un'auto che è passata con il rosso mentre attraversava le strisce pedonali alla circonvallazione di Catania assume contorni differenti. La storia, che ha scosso le coscienze, fatto il giro dei social, è diventata in poche ore simbolo di disumanità, potrebbe ridimensionarsi ad un incidente brutto, malaugurato, ma non simbolo di disprezzo o abbandono. Secondo fonti investigative, a travolgere Salvo sarebbero stati 3 giovani e non 2 adulti con una bambina, che, contrariamente a quanto si era pensato, si sarebbero fermati, avrebbero prestato i primi soccorsi a Salvo, gli avrebbero offerto dell'acqua e lo avrebbero persino invitato ad andare in ospedale, invito che lui avrebbe rifiutato, facendosi lasciare davanti alla sede del laboratorio che doveva svolgere. È venuta una ragazza e ci ha chiesto del ghiaccio, gliel'abbiamo dato, la ragazza lavora al centro. Nessuna notizia al momento dalle telecamere della zona, quelle del bar accanto alla sede della cooperativa dove Salvo è stato lasciato con 20 euro in mano, non raggiungono quell'angolo. Poi successivamente ci hanno chiesto di visionare le telecamere, però non si vede niente. Intanto Salvo è stato operato ieri mattina al Cannizzaro di Catania per la frattura al piede destro e non ad entrambi i piedi, dall'equipe di ortopedia diretta dal dottor Gianfranco Longo. La prognosi è di 30 giorni. Mentre le indagini vanno avanti e le telecamere sparse lungo la circonvallazione vengono passate al setaccio, resta l'amarezza per un episodio per il quale l'opinione pubblica adesso cerca la verità. 7 persone sono rimaste ferite nello scontro tra 3 auto in corso Calatafimi all'incontro con Viale, regione siciliana, a Palermo. Coinvolte una Jeep Renegade, un Opel Agila su cui viaggiavano 5 persone, ma anche una Volkswagen che procedeva dall'altro lato, investita dalla Jeep che è finita contromano. 2 automobilisti sono stati sbalzati fuori dalla vettura, i feriti sono stati trasportati negli ospedali Ingrassia, Villa Sofia e Civico. Ci occupiamo del calo del turismo a Siracusa. L'allarme arriva dagli albergatori della città che registrano il segno meno sui soggiorni rispetto allo scorso anno. Francesco Aloi. Poco più di 148.800 pernottamenti a giugno, oltre 8.000 in meno rispetto allo stesso periodo del 2024, in percentuale meno 5,5. È il dato sui turisti a Siracusa, numeri che, se proiettati al futuro, fanno preoccupare. Ad inizio anno le prospettive erano più che buone, ma adesso qualcosa è cambiato. Questo è quello che ci preoccupa fortemente, perché sono gli italiani che hanno perduto così il desiderio di venire nella nostra città. I turisti ci sono sempre, sì, ma non più come prima. Le cause potrebbero essere diverse, da quelle più generali come il caro voli a quelle più locali come prezzi troppo alti, carenza di pulizia e servizi. Questo sicuramente incide perché vede ormai Siracusa è negli occhi del mondo e quindi non possiamo assolutamente sgarare. Occorre quindi fare il punto della situazione per capire cosa sta accadendo e come intervenire. Secondo CNA il calo del turismo raggiunge picchi anche del 25% rispetto allo scorso anno. Ragione per cui noi come CNA Siracusa per fine stagione vogliamo organizzare gli stati generali del turismo coinvolgendo tutti gli imprenditori, le associazioni di categoria, la politica. La bella stagione comunque è ancora lunga. In Sicilia si sa dura sempre di più, quindi un po' di ottimismo e chissà che il trend non torni in positivo. Liquami in mare, come ogni estate, penalizzate da scarichi fognari, non a norma le spiagge di Riposto, Giardini e altri comuni della costa che soprattutto nei fine settimana vedono aumentare il fenomeno dell'inquinamento delle acque. Il servizio. Siamo a Praiola, eccole come si presentano le acque di uno dei costoni più affascinanti della riviera ionica. Le correnti che da nord spostano verso sud tutti i liquami li conducono sino ai comuni di Riposto, Fiumefreddo, Giardini, Fondachello, Pozzillo. Lo scempio si ripropone ogni estate, niente fognature e i liquami finiscono in mare. Soprattutto nei fine settimana, quando la popolazione decuplica rispetto a quella invernale, i pozzi di acque nere di residence, villaggi, interi complessi edilizi vengono scaricati così.
Durante la notte o all'alba anche alcune cisterne svuotano dolosamente il contenuto in mare. La Capitaneria di Porto di Riposto, più volte allertata, da tempo combatte questi episodi che danneggiano anche il turismo. Le spiagge del litorale, come il porto turistico di Riposto, pagano un prezzo altissimo. Sale la preoccupazione dei gestori dei lidi, la cui stagione balneare viene compromessa da una situazione non più tollerabile. Restiamo al mare, ma con ben altro tenore e argomento e sfida fra la spiaggia nera di San Giovanni Licuti e il litorale sabbioso della Playa. Siamo a Catania, ma i catanesi cosa preferiscono? Lo ha chiesto Desiree Ferlito. Sto bene al mare, al mare, al mare, sto bene al mare. Sabbia finissima, scogli selvaggi, qualunque sia il vostro stile, sull'isola non manca nulla. Ma i catanesi cosa preferiscono? Una sfida all'ultimo tuffo tra il litorale sabbioso della Playa e la famosissima spiaggetta nera di San Giovanni Licuti. Pro e contro per tutti i gusti. San Giovanni Licuti, decisamente. Non c'è paragone. Io vengo qui alla playa, è più comodo. Quali sono i vantaggi della spiaggia? La comodità per entrare in acqua, quindi non fa male ai piedi, per la bambina è comodissimo, lei può stare anche lì in riva. A sabbia non mi piace. Sicuramente i bambini hanno il ritrovo più importante, poi diciamo ci si riesce a rilassare, va, a differenza degli scogli. San Giovanni Licuti. L'acqua è più pulita, c'è un po' di aretta come sento questa mattina nella playa. Si occupa, si muore dal caldo. Sicuramente lo spazio non basta mai, non basta qui sulla spiaggia, figuriamoci sugli scogli. Assolutamente San Giovanni Licuti. Che la playa, perché i bambini sono al sicuro qui. Sugli scogli come fanno i bambini? Dipende da cosa si apprezza. Qui vediamo il fondo del mare, alla playa non lo vediamo. Chi l'ha detto? È trasparente l'acqua stamattina. La sabbia lascia addosso quel pochino di impaccio. Non è importante, c'è la doccia per questo, tranne che non si vogliono lavare. La playa più comoda per i bambini. Della scogliera si apprezza di più la qualità dell'acqua, ad ognuno i suoi gusti. Basta trovare il proprio angolo di paradiso. Adesso una pausa e poi vi mostreremo le immagini di ieri sera alla Villa Bellini a Catania del concerto di Lazza. A tra poco. Siamo tornati in studio subito alla musica con Lazza che è riuscito nonostante la febbre di ieri ad infiammare i 9.000 che hanno affollato la Villa Bellini per il suo concerto catanese. Il servizio di Eva Spampinato. Tutti pazzi per Lazza, anzi tutti lochi come la sua Locura, la hit che ha spaccato la Villa Bellini di Catania, come gli streaming nazionali, anche grazie al featuring con Laura Pausini. Villa Bellini sold out, 9.000 braccia alzate per uno degli eventi più attesi della Catania Summer Fest e per uno dei pochi artisti urban italiani in grado di coniugare l'energia di trap e rap con una solida formazione classica. Sul palco ieri il rapper milanese Carico, nonostante la febbre a 38, ha superato anche qualche problemino tecnico iniziale con grinta e ironia, parlando spesso con il pubblico. Sei un matto, fra. T'ho seguito, ti giuro, ho seguito pezzo per pezzo cosa stava succedendo qua oggi, cazzetta. Fate un applauso per lui, Catania. Tra luci e visual mozzafiato e una super orchestra, Lazza ha regalato una setlist da brivido, dalle nuove hit come Zeri in più e Molotov fino ai classici come 100 messaggi e Ferrari, cantati a squarciagola da un pubblico arrivato da tutta la Sicilia. Con la sua formazione classica e l'anima urban, Lazza unisce mondi diversi e li fonde in uno show totale, emozione, tecnica e tanta energia.
Il Galà dello Sport di Trecastagni compie 20 anni, l'occasione per tirare il bilancio di una manifestazione ormai punto di riferimento per la cultura dello sport. Annunciata la consegna delle castagne d'argento, una alla memoria del campione Pietro Mennea. Orazio Longo. Promuovere la cultura dello sport. Il presidente del CONI Sicilia, Enzo Falzone, rende omaggio al Galà dello Sport di Trecastagni in provincia di Catania, che festeggia i suoi 20 anni. Quello che fa il padron Pippo Leone è una cosa molto bella. Io l'ho vissuto assieme a lui dal 2006 e abbiamo fatto un percorso importante, partendo magari più sul provinciale, sul regionale, per arrivare a personaggi di grande spessore nazionale e internazionale. Tanti i volti che sono transitati dal Galà in 20 anni, un esempio di coraggio da parte del comitato organizzatore, di Cenzo Parrinello, presidente onorario della giuria. Penso che un premio del genere sia importante perché richiama all'attenzione del pubblico le gesta di alcuni atleti, ma non solo atleti, anche tecnici, dirigenti, che hanno scritto pagine molto importanti, molto significative per lo sport italiano. Ormai la Castagna d'Argento è un premio riconosciuto a livello nazionale, spiega Pippo Leone. Quando Malagò accetta di redare la Castagna, quando Luca Pangalli e tantissimi altri nomi nel panorama nazionale e internazionale hanno accettato di redare il premio, significa che il premio ha un certo valore. Di questo io ne sono veramente molto fiero. L'appuntamento è al prossimo 8 dicembre, quando avrà luogo la serata conclusiva del Galà con la consegna delle Castagne d'Argento, una delle quali sarà alla memoria di Pietro Mennea. Il premio sarà ritirato da Manuela Oliveri, moglie dell'eterno campione. C'è ancora una pausa e poi il calcio. A tra poco. Siamo al calcio, il Palermo continua il lavoro in ritiro a Châtillon, oggi altra amichevole per i siciliani. Sentiamo. Allenamenti, sudore e sorrisi. Il Palermo prosegue la preparazione in ritiro a Châtillon in Valle d'Aosta. Si conclude così la prima settimana di preparazione. I rosanero sono stati impegnati prima in una partita a tema sfruttata da Inzaghi per lavorare sulla tattica. Una squadra doveva segnare in 4 porticine, l'altra attaccava la porta regolamentare. Gol e occasioni. Tra i più attivi il centrocampista Jacopo Segre. Oggi per il rosanero altra amichevole contro una squadra di terza divisione svizzera. Sono stati dei primi giorni significativi, molto importanti, dove abbiamo trovato una persona e un allenatore subito propositivo, con voglia di fare, con un grande staff e noi adesso abbiamo la missione di farci trovare pronti e di mettere benzina sulle gambe per fare un grande ritiro, come stiamo facendo, e di prepararsi al meglio nelle prime gare ufficiali. Mercato, Palumbo nei prossimi giorni raggiungerà i suoi nuovi compagni nel ritiro in Valle d'Aosta. Al Modena andranno tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro più bonus, oltre a Di Mariano come contropartita. A confermare l'addio tra il numero 10 e i gialloblu è anche la sua esclusione dai convocati per il ritiro a Fanano, che ha preso il via ieri. Per la difesa è ormai Cistana l'obiettivo principale di Carlo Osti. Da una parte la preparazione precampionato, dall'altra l'attenzione al mercato. Sentiamo le ultime per le siciliane di Serie C nel servizio di Sergio Colosi. Domenica di riposo per il Catania a Norcia dopo 5 doppie sedute di allenamento in una settimana. I dirigenti invece sono al lavoro per imprimere un'accelerazione al mercato, obiettivi da raggiungere in tutti i reparti. Per la difesa piace Davide Mondonico, 28 anni, del Campobasso, club rossazzurro interessato a 2 centrocampisti esperti della Ternana, Andrea Vallocchia che Liverani vorrebbe trattenere e Salvatore Aloi in scadenza di contratto. Per l'attacco riflettori puntati su Marco Tumminello del Crotone, contesto da Salernitana e Benevento. In uscita Peralta è seguito dalle pugliesi Foggia, Monopoli e Casarano, Montalto più dalla Regina che dalla Casertana, proposte anche per De Rosa e Marsura. In casa Trapani il centrocampista Andrea Marino, in prestito al Lecco dallo scorso gennaio, è stato ceduto al Picerno. In entrata pronto un triennale per l'attaccante Alfredo Donnarumma, ex Ternana. Ritocchi in difesa e a centrocampo, i prossimi obiettivi di Pavone.
Frosinone. Domenica di riflessioni per il Siracusa. Il direttore sportivo Laneri, dopo Farroni, si è assicurato anche le prestazioni del terzino destro 21enne Simone Job dal Piacenza, dove nelle ultime 2 stagioni in D ha disputato 65 partite realizzando 4 gol. Convinto e pronto a legarsi alla Scafatese. Il telegiornale è finito, a tutti voi grazie per l'attenzione, vi auguro una buona domenica e vi ricordo che Sicilia 24 tornerà alle 19.